Perché io, da musicista serio quale ritenevo di essere, ok, avevo una certa etica professionale. Per fortuna sono uscito tanto dalla mia zona di comfort, il botte mi ha aiutato tanto in questo. Ho avuto una parentesi trash non esplicita, però c'è stata. E a parte aver mixato Trash Supreme, Pazzesco. che è stata Non mi ricordavo. follia, cioè il botte mi mandava tipo le frasette da 2 secondi. Tu mi hai messo in contatto con niente po' di meno che Truce Baldazzi. Truce Baldazzi che era esploso con Vendetta Vera, non finirò in galera. Vendetta Vera, e con la mia ex ragazza si chiamava, che erano i due. Tu c'è Baclazzi. Esatto. E era nel suo pieno del LOL rap, perché c'era Bello Figo che all'epoca si chiamava, come si chiamava? Gucci Boy, esatto, che stava esplodendo. C'era Truce Baldazzi e c'erano altri. E Truce Baldazzi mi scrive tramite lui che gli ha dato il mio contatto perché aveva bisogno di beat. E a quel punto io ho detto: cosa faccio? Sfrutto il fenomeno trash oppure no? Ma in realtà no, cioè nel senso ho detto vabbè, facciamolo. Ci ho parlato, mi è stato molto simpatico e no, veramente, nel senso che cioè, capivo un po' il dramma, non ironicamente. Quindi ho detto vabbè dai, tanto cioè, fare beat mi piace, facciamo qualcosa. E quindi gli faccio: beh, cosa posso fare per te? Devi farmi un beat negativo. Non ridere, è negativo. È vero, perché lui faceva, era tutto negativo. Era negativo, era la parola d'ordine. Hashtag. Aspetta, faccio un beat molto negativo. Glielo mando. Sai che forse mi sto ricordando. Glielo mando e mi fa: cavolo, sai che questo beat Spacca. è negativo, ovviamente. Grazie. Ed eccoci qui, incredibile, siamo qua col Chele e c'è anche Woba che è nascosto, un suo grande fans, ecco in pista anche qui, pazzesco, roba da matti. Presentati i nostri amici qua. Sono il Chele, al secolo Michele così mi hanno chiamato. Ci tenevo che fossi qua oggi perché nelle interviste passate abbiamo intervistato, pensa, Medrano e Slog, che hanno parlato di come hanno vissuto l'hip hop alla fine degli anni 80 e inizio anni 90. Poi è arrivato Masseo, che è la decade dopo praticamente, quindi fine anni 90, inizio anni 2000, come era un po' l'hip hop in quel periodo là, come si avvicinava a tutto il resto, e che deve ancora uscire da quando stiamo registrando, ma in realtà sarà già uscita, la East Side Collective, una crew di giovanissimi nata dopo pandemia e quindi hanno vissuto un'altra epoca ancora, sia a livello di approccio con le persone, con il pubblico, e anche come registrazione, strumentazione e tutto il resto. Pensa che Slog e Medrano registravano con i nastri ancora, c'è robe che noi non abbiamo neanche visto, per fortuna. Masseo forse già si avvicinava ai nostri metodi perché registrava col microfonetto, quello là piccolo, sai, ad asta, che avevano i primi Windows, per esempio. Io vorrei chiederti, visto che sei proprio nella fascia, diciamo, centrale, 2005 iniziato, no? Quindi come hai vissuto l'hip hop e come l'hai scoperto, come l'hai vissuto a quei tempi? Allora, scoperto, credo come l'hanno scoperto tutti all'epoca, un po' a caso, visto che effettivamente non è che passasse in radio. L'hip hop dei 90 era andato e iniziava ad esplodere 2006, 2005, 2006, 2007, insomma. Con Fibra forse l'hai scoperto, Mondo Marcio? Fibra, Mondo Marcio, Marra, sono stati i Dogo, ovviamente, sono stati quelli dell'esplosione. Però in realtà io l'ho scoperto in un altro modo, cioè uno dei miei migliori amici aveva un fratello più grande che mi passava i CD masterizzati e io avevo un Walkman con i dischi che si usavano ancora all'epoca, che leggeva gli MP3 masterizzati, cioè i CD masterizzati, e in questo CD ho trovato varie canzoni, tra cui Eminem, chiaramente, canzoni tipo Just Lose It, cose del genere, e Caparezza, che all'epoca era appena uscito con Fuori dal tunnel e quindi Verità supposte. Non sapevo che tipo di musica fosse, però mi piaceva un sacco il fatto che ci fossero questi incastri, le rime, la metrica, roba abbastanza diversa, questo ritmo. Ho iniziato a informarmi, ho capito che si chiamava rap, che fosse rap.
E niente, da lì mi ha preso, ho detto vabbè, proviamo, perché nel frattempo avevo iniziato a suonare la chitarra, quindi ho detto vabbè, mi avvicino alla musica, i miei non sono musicisti, quindi ho iniziato così, ho detto vabbè, proviamo anche a scrivere qualcosa. E mi ricordo il primo pezzo l'ho scritto ispirato da Io vengo dalla luna di Caparezza. Avevi cosa, 15 anni? No, era il 2006, ne avevo 13. Ok. Ne avevo 13 e basta, da lì sono partito. Per cui in realtà ho iniziato a fare due cose insieme. Da una parte mi piaceva un sacco il rock, perché un'altra mia grande passione era il punk, quindi era l'esplosione dei Green Day, la seconda esplosione dei Green Day negli anni 2000, quindi American Idiot, che è andato in cima a tutte le classifiche, e tutti gli altri chiaramente dietro. E quindi avevo la mia band punk, la mia prima band, poi ne ho avute altre, insomma. E poi dalla parte mia il rap, il problema è che il rap come si faceva all'epoca, cioè per chi fosse più giovane di noi sa che all'epoca, anzi non sa, dobbiamo dirglielo noi, che all'epoca hai voglia a tirarti giù un beat. Adesso trovi type beat tipo dappertutto, intelligenza artificiale te li fa, oppure te li puoi fare da solo in 100 modi diversi. All'epoca non c'era niente, YouTube era appena iniziato, non è che c'erano i video da scaricare con le basi. E siccome io volevo fare rap, avevo bisogno di basi, e cosa fai? A metà anni 2000, scusate se lo dico, ma ti affidi alla pirateria, perché c'era i Mule, c'era i torrent, non so c'erano ancora, però sicuramente Mule c'era, e ho tirato fuori, mi sono ricordato, il primo programma che ho usato per produrre era Hip Hop AJ, non so se te lo ricordi, se l'hai mai sentito, lo vendevano tipo con il mio computer in edicola. Non potevi neanche comporre, mettevi solo dei blocchetti di batteria, basso, cose, e funzionavano insieme. Ma scusa un attimo, ma scaricavi le basi dai Mule per fare rap? No, vabbè, allora sì, e su Emul riuscivi a trovare le basi dei pezzi famosi tipo americani, tipo una che ho strausato è Full Clip, per esempio, Gangstar, e lo usavamo anche con gli amici per fare freestyle. Io obbligavo chiaramente i miei amici, a cui non fregava nulla di rap, a fare freestyle giusto per allenarci. E no, in realtà cercavo di scaricarmi dei programmi che mi aiutassero a fare i beat, dicendo vabbè, qualcosa di musica so perché sto studiando la chitarra, magari riesco a fare qualcosa con i beat, e così ho iniziato. Ed è una roba che all'epoca, cioè, non potevi fare, perché hai citato giustamente chi è venuto prima di noi. Chi è venuto prima di noi, noi li abbiamo conosciuti, e per carità, cioè, alcune persone sono state anche super... Quella era un'altra domanda che sarebbe venuta dopo. E io ti chiedevo più, dopo ci arriviamo. Sì, ok, lo lasciamo per dopo, però. Come è che registravi la voce, ad esempio? Però? Cioè, a livello di produrre la musica, vabbè, era tutto elettronico, digitale. Fai delle cose e loro non lo accettavano, dopo ci ritorniamo, perché questo è stato un grande scoglio che avevamo. Registrare la voce, mi ricollego a quello che dicevi prima, microfonino, proprio da computer. Ah, ok. Quello che inserivi nel buchetto verde del computer. Sì, rosa. Quel rosa. Il verde era le casse. Le casse. E lo sono tuttora, tra l'altro. Vabbè, comunque michine senza scheda audio esterno, ovviamente, ok. Sì. E stavi così e facevi delle prove? Sì, su Audacity. Ok. Perché era free. Che usiamo tuttora. Che stiamo usando anche adesso per registrare. Funziona. Io vedo anche certi creator che ho videocorsi che comunque usano Audacity, usano Audacity, perché addirittura ci sono degli strumenti per eliminare anche il rumore di fondo, addirittura. Sì, poi adesso non so perché non lo uso da 15 anni, per cui non ho idea di come sia evoluto, ma immagino che... So che usavi Adobe Audition. Usavo Audition, ma sì, mi trovavo bene finché dovevamo fare le robe all'epoca, ma diventavo matto per mixare i pezzi, perché non ci permetteva di mettere gli effetti in tempo reale, dovevi sempre lavorare solo sulla forma d'onda ed era una rottura. Ok, torniamo quindi al fatto che non potevi fare queste cose. In che senso? Non si poteva fare, cioè nel senso, volevi produrre un beat, allora se facevi musica elettronica, ok, ma volevi fare un beat rap? Non puoi, perché il rap come si fa? Secondo i puristi di una volta, devi avere il campionatore, dovevi campionare, dovevi la tosse di uova. Scusate. L'abbiamo campionata anche questa. Esatto. Dovevi fare le robe per forza fatte come dicevano loro, e quindi campionatore, le basi fatte con i campioni, zero elettronica, perché sennò sei un poser, perché sennò sei un fake, perché sennò
E quindi non potevi fare nulla di tutto ciò, cioè lo potevi fare, lo facevi, ma poi ti beccavi costantemente la merda da parte dei più vecchi, perché dovevi fare le robe in maniera che, per carità, era un bel modo. Io mi sono comprato anch'io poi nel 2009-10 un campionatore fisico, hardware, ho iniziato a spezzettare anch'io le cose, giradischi, sampling, cose del genere, ok. Però quando volevi fare roba un po' più moderna, sentivi dei suoni un po' più internazionali, roba del genere, dovevi per forza usare altro. Ma con chi ti rapportavi, sti vecchi che mi dici che ti dicevano? Dovevo fare i nomi. Beh, nel senso, vabbè, nomi no, però eri in contatto con persone che facevano rap, quindi non eri proprio l'unico. No, beh, allora, contatto con persone che facevano rap, pochi, perché non eravamo tantissimi qui in zona. Sì. No, ti ricordi? Il Botte era uno, però il Botte non mi ha mai dato del poser. No, perché io penso il primo a fare molto peggio di te, probabilmente. Esatto, lo sperimentale sicuramente per antonomasia. No, tant'è che io e il Botte tra l'altro ci siamo conosciuti su MySpace. Sì, Però, ok, era più che altro per... Anche questo non lo usavano, no? Ma perché lo sto dicendo? Perché anche quello, no? Cioè, nel senso, no, perché se tu fai rap devi farlo in un certo modo, lo devi stampare fisico, lo devi distribuire ai concerti. Ah, addirittura questo. Quali concerti? Ciò sì, ma sai quanta gente mi diceva? Era gente che magari non faceva neanche rap, cioè che magari incontravi per strada, incontravi alle piccole jam che si facevano, incontravi nei cerchi, ma anche gente che non faceva rap ma che magari era dentro all'hip hop, perché chiaramente tu non potevi fare rap senza essere hip hop nell'anima, e anch'io ci credevo tanto in sta roba qui, però cioè le 4 discipline dovevi conoscerle tutte, dovevi averle sperimentate un pochino almeno tutte, quindi i graffiti, il DJing, la breakdance, il rap. Sì, questo era se volevi restare in quell'ambito là, in quella nicchia là, perché se tu comunque andavi da gente normale che non ti ascoltava, per carità, però ste robe non le capiva. No, assolutamente. Però non capivano neanche il rap. Anch'io mi sono trovato, e forse sei stato uno dei pochi, a dire la verità, coetanei che apprezzava la musica che facevo, perché effettivamente altri, quei pochi che facevano rap hip hop, dicevano che la musica che produce, cioè solo a fare musica proprio elettronica a computer era sbagliato, cioè usare tutti quanti cos'erano i synth, tutti quei tipi di musica là non andava bene, che sono diventati tipo la base di tutto il rap che è venuto dopo. Esatto. Tra l'altro, per cui esatto. Non andava bene, assolutamente, non andava bene. E quindi eri un po' discriminato. Sì, però alla fine, pensandoci, con 15 anni di ritardo, anzi 10 anni facciamo, no dai, più di 10 poi anni. no, organizzavo le serate, le jam che erano hip hop, e tu non potevi andare là effettivamente con pezzi elettronici che facevamo, esatto, che con ritornello cantato. No, beh, quello dipende tanto, però sì, c'erano dovevi stare in un certo target, avevi dei paletti e dovevi mantenere quelli. Esatto. No, assolutamente. Quindi ti chiedo, come l'hai vissuta sta cosa? Male, perché secondo me, cioè male da un certo punto di vista, bene da un altro punto di vista. Bene perché effettivamente mi ha aiutato comunque a capire cosa volevo fare e cosa non volevo fare, perché c'è da dire che l'hip hop, al di là del rap, l'hip hop mi ha dato tanto nella crescita, anche a livello di valori, di cose eccetera, però poi voglio dire, se io ho un'anima eclettica, devo fare tante cose diverse, non posso fermarmi a una cosa del genere, quindi mi ha fatto capire che non era il massimo, non sarei mai cresciuto se avessi fatto solo quella roba lì. Poi comunque negli anni si sono ricreduti, o no? Diciamo che la gente che non si è ricreduta forse è anche quella che ha smesso di fare musica, mentre noi a fortuna alterne siamo ancora qua. Qualcosa vorrà dire, non lo so perché appunto è sparita ormai quella vecchia cultura hip hop, cioè non c'è quasi più, anche se tu guardi ad esempio da Sfera e Basta, e sono proprio cambiate le musicalità, cioè da quando è entrato lui, anche forse Two Finger, sicuramente a fare rap sull'elettronica, è cambiata proprio la visione. Vabbè, ci sta, cioè nel senso, ci sono stati appunto anni tipo 2012-2013 che era esplosa la dubstep, cioè chi tipo Salmo aveva cavalcato l'onda, forse anche un po' prima, ci aveva già fatto altro. Sicuramente dal 2016 c'è stato il capovolgimento in Italia con la trap, anche Fibra probabilmente, ma sicuramente. Però cioè, non è mai morto del tutto, perché se ci pensi negli ultimi anni c'è stato un po' di ritorno al boom bap, per esempio, cioè sì. Enzi e Nerone hanno fatto un disco bellissimo sotto il nome di Brava Gente, che è una manata dall'inizio alla fine ed è tutto boom bap alla fine, con qualche incursione più elettronica. Si è evoluto, per fortuna.
Sì, sia ma non è voluto. che loro hanno fatto un disco del genere perché schifano la musica No, elettronica. esatto, Probabilmente no, hanno perché gli fatto... piace quello. Esatto, E ma ci ci sta benissimo. E ci sta il fatto che la gente faccia quello che gli piace. È che all'epoca, il punto è questo, forse si fa fatica a capire questo da adesso in cui tutti ascoltano tutto, che all'epoca era una nicchia che la gente sentiva di dover difendere. È vero anche questo. Perché se C'era la no... nicchia del metal, la nicchia della... Esatto, le subculture urbane, c'erano i punk, i metallari, c'erano gli emo, i gabber. Beh, i discotecari forse Te erano li ricordi? quelli che non si facevano sti problemi. È vero. Era commerciale e semplicemente andavano dove tirava il vento. È vero, però anche là forse sono, non so se sono delle nicchie che abbiamo esplorato più di tanto, perché comunque il clubbing in Italia forse è andato fino a un certo punto. Con però clubbing che cosa intendi? dovremmo aprire un mondo che va oltre quello che facciamo noi. Però sì, cioè nel senso c'erano svariate culture legate al mondo delle discoteche, della musica elettronica di un certo tipo, dei club. Sì, va bene. C'era gente che ascoltava solamente l'hardcore, no? Sì, Cioè, i ok. gabberoni che Sì, pestavano. I gabberoni erano un'altra roba ancora. I nel discotecari erano due cose Esatto, diverse. questo sto dicendo, no? Cioè erano proprio... I truzzi, ti ricordi, i Madonna. discotecari erano, non dico la maggior parte, però era una roba commerciale che andava... Truzzi. Sì, perché... Se tu prendi, Venivano odiati a quando prescindere. eravamo a scuola, una classe di 20 studenti, avevi metti 15 che erano divisi tra i discotecari e gente che non ne fregava niente. Vero. E c'erano qui 5 che magari uno era il gabber, uno era... Sì, poi- Ha qualcosa da dire, Boba? Io ero mezzo gabberino. Ecco, vedo, ma quanti ebiti come te quello che c'era? ballava la French. Beh, vabbè, puoi mettermi quelli che fanno la tectonic. Che A maggior schifo. parte. E quindi... Non solo facevano la Tectonic, ma avevano Netlog con il tema del profilo bellissimo anche di Netlog. Tectonic, il brand. Io facevo la jump style. Eccolo là, l'ho detto io. Bellissimo anche Nitro che poi è sparito. Probabilmente avevo pezzi video in là che non ho più trovato. Posso spezzare una lancia in favore però della jump style, perché tantissima gente all'epoca ballava jump style sopra a Bass Hunter, non so se ve lo ricordate. Sì. Ok, Bass Hunter, che può essere criticato, quello che vuoi, può piacere o non piacere, ma una roba secondo me interessante che ha fatto è fare uscire, parlo da producer in questo caso, da beatmaker, ha fatto uscire Fruity Loops, quindi FL Studio, che è tuttora il programma che uso per produrre e che Ma ho va iniziato ancora adesso? adesso, ma l'ha fatto uscire dalla percezione di prodotto giocattolo. È stato uno di quelli, perché una volta ovviamente se non usavi Pro Tools, Logic, Ah, è roba del vero, è genere, vero. anche là eri un coglione chiaramente. Invece se volevi essere un coglione dovevi usare Fruity Loops, che è un giocattolo, non è mai stato un giocattolo. Io ho iniziato a usarlo dalla versione 6, non so a che versione siamo arrivati. Io ho la 24, 4.5. pensa a te, non è neanche Però 6, per dirti qua ho la 20 che penso che sia ancora una delle vecchia. ultime. No. Sarà 24, 25 adesso. No, non so. ne ho idea. Non so, mi sono perso anch'io con gli aggiornamenti. Però là effettivamente bisogna dirlo che ci sono programmi tipo Logic Pro, ti ricordi? Avevi il Mac Logic Pro, dovevi fare con quello là. Per carità. FL era più, però è vero. Era Cioè, per i bambinetti perché era immediato. E se una Ma roba è che non era tu- difficile, ma in realtà tantissimi me lo Sì. dicevano, perché se non è difficile è una roba da bambini, per cui tu hai là, metti due suoni e hai già fatto il beat. Cioè si chiama progresso, tecnologia. Soprattutto non è detto che la creatività debba venire fuori per forza da una roba complicata. Però quando andavo a registrare da Aldo che usava Logic lo vedevo, a parte che era un programma più professionale ma anche più preciso. Sì, sicuro. Anche nei tagli, cioè era un po'... All'epoca sì, anche per registrare. Esatto. Io tuttora registrare su Cioè, FL. FL Studio alla fine è nato per produrre elettronica, penso, no? Sì, esatto. Tutto il resto è una roba in più. Però già all'epoca mi ricordo che al di là di Bass Hunter c'era gente nell'hip hop tipo Night Wonder che utilizzava Fruity Loops e non si vergognava di dirlo. E erano producer che all'epoca erano Dio in terra. Vabbè, insomma, comunque... Poi come è proseguita la tua strada? Quindi? Poi è proseguita appunto attraverso MySpace, diciamo prima, perché all'epoca com'è che distribuivi la tua musica? Non la distribuivi, cioè le etichette stavano collassando con la pirateria di Emule, eccetera, Sì, eccetera. sì. La discografia era finita, il rap non andava. E quindi cosa fai? Non c'era SoundCloud, non c'era YouTube, beh ti facevi il canale, però i video venivano fuori in 144p. Sì, si o sentiva 360, malissimo. O 360 sì. se eri proprio di qualità altissima. E si sentiva malissimo. E invece c'era MySpace che era stato il primo social network, credo, sì. Che poi anche là, caricati un video su YouTube all'epoca con 56k.
O con la DSL. Sei di Fortunello. Te eri Fortunello forse, io l'ho vista molto dopo. 3 mega. Io avevo una chiavetta tipo un quarto d'ora, no, cos'è, 3/4 d'ora al giorno. Al giorno, ed eri a scatti di un quarto d'ora. Mamma mia. E comunque andava lenta alla fine. Parliamo di un'epoca in cui pagavamo le ricariche del telefono. Pagavi 10 euro e ti ricaricava 8. Ah, è vero. Quindi sì, è vero. lasciamo stare l'epoca in cui siamo cresciuti da quel punto di vista lì. No, e quindi in realtà c'era MySpace, che è stato credo il primo social network in generale, e avevi 2 tipi di profilo, avevi il profilo normale e il profilo artista. Nel profilo artista c'era un playerino in cui potevi caricare i tuoi MP3, ed era il modo in cui io facevo, cioè il modo che usavo per far sentire un po' la mia roba, la mia prima produzione, le mie prime cose, che poi chiaramente ho rimosso. Ma non potevi caricare più di tante, mi sembrava. No, tipo 5. Ah, ok. Quella è la playlist. E quindi quello, e poi iniziare a frequentare la gente che avevi intorno, ci si riconosceva, tipo il simile riconosce il simile, cane riconosce cane, cercavi le persone che potevano avere qualche interesse con te. Come facevi? Vedevi il tipo che metteva i baggy, perché ovviamente nessuno aveva adesso i baggy ce li hanno tutti perché sono 3 anni che vanno di moda, però all'epoca baggy non c'era nessuno. Vedi uno con i baggy, allora o era netto rovinato, o era un rapper, o tutte e due. Spesso entrambe. Però forse tu hai frequentato più la Mestre, no? Sì, qua, quindi, l'alta aristocrazia borghese, e quindi forse avevi già più come dire, ho qualche contatto in più, perché con la scuola, col fatto che ci sono tante scuole, vedevo ragazzi, ragazzini, ragazzine che magari riuscivo a capire, amici di amici, e quindi ci si capiva. Per esempio un ritrovo al vecchio Candiania, in piazzale Candiania a Mestre, prima che ci fosse il nuovo cinema, prima che ci fosse tutto quanto, c'era un ritrovo di gente che ascoltava musica. C'era la vecchia sala Monteverdi, sì. la vecchia sala prove, e lì c'era un ritrovo di gente che ascoltava anche quello, si faceva un po' di freestyle delle cose, e lì c'era un po' di cose. Poi MySpace ho conosciuto un bel po' di gente in giro per l'Italia. Guarda gli effetti di fumo forniti, fumo by Woba, la macchina del fumo umana. E quindi tra quello allora siamo riusciti un po' a fare un scena, no, perché ci abbiamo provato tante volte e non è mai successo. La macchina del fumo umana continua. Sa fare anche, hai visto che fa anche i cerchi? Pazzesco. Roba da matti. Profumato tra l'altro. Sì. E scena non siamo mai riusciti a fare una scena. Tante volte ci abbiamo provato, è nata, è morta, perché figurati, la gente non aveva voglia di impegnarsi. Però dai, almeno quello si poteva fare. C'era la scena da Albo, però anche là facevano il buco Home Recording Studio. Albo, se ci stai guardando, sì, ci stava guardando, sì, perché vabbè, sì, non sì. mi sono dimenticato di te. No, anzi, neanche lui di noi. Albo è stato il primo a farmi registrare dei pezzi fatti bene, prima che mi comprassi l'attrezzatura, eccetera. Però non ti ricordi come hai conosciuto Albo? A me aveva mandato la Masseo, per esempio. No, allora io, secondo me, l'ho conosciuto tramite Clash One, Stefano. Ah, ok, sì, può essere. E Stefano l'ho andava conosciuto, non mi ricordo tramite quale amicizia. Sì, perché lui andava da Albo. Con Clash abbiamo fatto delle cose insieme, lui ha partecipato a un mio featuring, io gli avevo fatto dei beat, abbiamo fatto dei live insieme, poi ha preso un'altra strada, insomma non c'è più stato, però credo sia stato così. E il Bucom Recording Studio per me è un ricordo bellissimo, perché è stata la prima volta che entravo in uno studio di registrazione serio. E soprattutto almeno io penso che te hai imparato tantissimo. Esatto, no? ho imparato tanto, e soprattutto dove si respirava aria hip hop, cioè nel senso andavi lì e c'era gente che era appassionata, sapeva quello che faceva, gli piaceva farlo, lo vedevi. Tra l'altro, fosse Albo che fossero gli altri che ruotavano intorno allo studio. E ti dico una cosa, che Albo non vuole si vergogna, non vuole fare il podcast, ma tu ti chiederai, e come ha fatto Albo a imparare? Dove hai imparato? E io che cazzo ne so. Esatto, vabbè, non lo sappiamo. No, in realtà mi ha spiegato che lui mastica l'inglese proprio, e quindi fluente. Comunque lui se cercava su internet roba, cioè lui capiva, riusciva a capire, e quindi riusciva anche a sapere cosa prendere, cosa fare, perché quelle robe là le sapevi in inglese. Quindi un autodidatta. Sbrega adesso. Io sono fortunato che ce l'ho qua dietro, non lo vedo, perché sennò sarei con la ritariola ogni 3x2. Sta cosa de luce. No, e comunque sì.
Lui ha imparato così, per esempio. Autodidatta, però autodidatta bene, perché comunque le robe Sì. uscivano, cioè se si riascolta adesso i pezzi dell'epoca, quello che mi schifa è come scrivevo, perché ovviamente sono passati 15 anni, no la resa audio che in realtà cioè, è modernissima, quindi sì, era tanta roba e abbiamo imparato tanto sicuramente. Sì. Era un bell'ambiente, però era di nicchia, era tanta nicchia. Esatto, C'era io poco. tu mi chiedi la scena c'era o non c'era, c'era la loro che non ho mai approfondito sinceramente. C'era loro che comunque Cioè, erano più io- grandi di noi, di un pochino. A parte Clash sì, A parte Clash che era la mia età, ma per il resto erano un po' più grandi. forse era anche per quello che Mary J sembra gettone in quell'epoca lì. no, sempre stato etero. Allora, Bella questa. No, Gettone penso non sia mai stato da Albo. Ti ricordi quando stavamo in Trap House? ok, arriveremo anche alla Trap House. Bella che la chiama Trap House. Bella quella, Bella quella, Poi, respiravi proprio aria, no di... per come è andata a finire poi. Vabbè, ma è un altro capitolo, attenzione. Dopo caso mai sono una casa. Jet è stato uno dei primi che ho conosciuto e l'ho conosciuto per caso. Al Candiani. Al Candiani, ma in realtà l'ho conosciuto prima di conoscerlo di persona. L'ho conosciuto perché una mia compagna di classe che l'aveva conosciuto credo in Candiani aveva il suo primo EP di cui forse ti parlerà nella sua puntata di Sì, che uscirà questo fra 4 podcast, giorni. che uscirà fra 4 giorni, che era Genio EP con la J, il suo primissimo, prodotto da Nemesis credo. Quanta roba ha fatto Gettone. Mamma mia, in confronto a me che sono un lavativo, ho pubblicato 3 robe in croce in 20 anni e faccio musica, parliamo. Sì. Poi di Treviso, no? Adesso è di Treviso adottato, Ah, prima ma stavo- prima ha vissuto ovunque. Comunque, Hai tipo sei genio qua. esatto, ho il grillo parlante. Perché è di Treviso? Quello nel Monti. Esatto, il suggerimento automatico, l'intelligenza artificiale, by Woba. Detto ciò, Perché non lo so, cioè lo so. perché l'hai conosciuto dopo. Perché io non è che faccio tante domande alla gente quando foto con loro, cioè capito? Di dove sei, cosa fai, cosa non fai? Faccio e basta. Tu ti fai i cazzi tuoi, giustamente. Esatto. Vivrai 100 anni. Stiamo facendo musica e vivrai 100 verso anni. la musica, se mi vuoi dire qualcosa lo dice al microfono. Però adesso che stiamo parlando di questa cosa mi interessa sapere. Che stiamo Gettone parlando di questa cosa. Vai, No, bravo. appunto, scusatemi. No, Detto dopo, ciò. dopo interrompo la puntata così Ma sì, ma sì, salvo. ma sì. No, e quindi l'ho conosciuto tramite questa mia amica, mi ha fatto sentire l'EP di Jet. Scusami, vai. Mi ha fatto Ok, sentire le P di Jet con scritto genio quella J. il Genio EP senza il. E ho detto, Scusami, ma carina sta vabbè, roba. che caso mai la chiederò a lui, chissà come aveva registrato, la sentirò. Non lo so solo che gli aveva prodotto Nemesis con cui sono rimasti sempre in contatto, che non è di Milano credo, qualcosa del genere, poi vabbè dirà lui. E lì ho ascoltato e ho detto, ma potrei conoscerlo, vabbè guarda ci troviamo sempre in Candiani, si fa freestyle roba del genere, e un giorno sono andato anch'io lì, già che bazzicavo ma non me l'ero mai filato, e ho trovato Jet che all'epoca era praticamente pelocco, cioè si rasava a zero, che pare incredibile. Adesso va a cavè da rompere Esatto, sapendo la carriera da dei Rastaman, cavi, dei cavi sui. la scaveata, però Chiederò se si lava ogni tanto. questi erano stereotipi del 2006-2007, duri a morire. Manca il 2030. Anche 2030, esatto. Boh. Vabbè, comunque sì, l'ho conosciuto così. E quindi è stato uno dei primi con cui poi abbiamo fatto varie cose. Poi abbiamo messo sulla Brain Smokers, ma questo anni dopo. Prima della Brain Smokers, la Street Style Crew. Con Ricky Scimmia. Con Ricky, che salutiamo se ci segue, non credo. Ma potrebbe. C'era potrebbe. Bojack che era bravissimo, sono ancora adesso penso che l'ho visto, mi è capitato di rivederlo. Miller. Miller, bravissimo. Miller, amico d'infanzia, Miller. Lui è del Pep come me. Anakin from Pep. Anakin from Pep. Sì, è vero, perché avevo un altro nome d'arte, perché adesso il Chele ormai si è diventato da tanti anni, ma all'epoca mi facevo chiamare Anakin. Anakin Production. Esatto. Bravissimo, se lo ricorda, Uova se lo ricorda. Anche io me lo ricordo, Ve lo sì. ricordate? Io ho avuto ben due trecce negli anni. Avevo una treccina ridicola da Padawan, che era uno dei motivi per cui Anakin, tra l'altro. E poi ne ho avuto un'altra dopo averla tagliata. E non sapevo che all'epoca ci fossero dei piani per fare episodio 7, episodio 8, episodio 9. Pensavo che il franchise fosse chiuso di Star Wars. Ok, bravissimo. Poi per questioni di copyright, per il fatto che tutti comunque mi chiamano Chele fin dalle superiori, ho deciso di cambiare nome d'arte. E poi cosa ho fatto? In realtà ho fatto delle cose tipo bazzicando sui forum. Comunque Street Style Street Style Crew, te la ricordi?
Pazzesco. È bello che i Take Backs si sono rifiutati di chiamarsi Backstreet Boys perché però Street Styles Crew è come Ku Klux Klan tipo. è stata fondata da Ricky Scimmia, quindi È stata voluta un po' in generale, si diceva, è sempre la solita cosa, quello che esisteva una volta, che adesso non esiste più, facciamo un collettivo. no, fidati che esiste anche adesso. Pensa a te, esistono ancora i collettivi. L'ho detto anche prima. Nel grande 2025. Vabbè, però No, sì, però nel senso, una roba è costituire un gruppo, tipo, che ne so, una band, tra virgolette, oppure un gruppo di persone che fanno la stessa roba. Una roba è costituire una crew. però là erano tutti ballerini. È quello il punto. C'era la gente che faceva break, e quindi all'epoca c'era Ricky, c'era Miller, c'era Henry, c'era tanta altra gente che ruotava là intorno, faceva break. E si voleva, sempre nel nome dell'hip hop, fare un collettivo che rappresentasse le varie discipline. Quindi avevamo tirato dentro un DJ, Ricky Scimmia faceva anche il DJ. Dopo ha fatto il DJ anche lui, tuttora, DJ Skin Cut. Scratcha, fa cose, cioè nel senso Skin Cat, no Skin Monkey. Skin Cut, io riporto quello che c'è scritto, comunque nel senso fa. E c'era Gettone e te produce Gettone anche. E anch'io ho fatto, però Anche tu hai fatto, sì. ma in realtà non siamo mai usciti con niente di vero. Cioè, c'era ancora un Abbiamo posto a fatto Mestre, un sottopasso dove c'è ancora un graffito con scritto Street Style Crew. Abbiamo fatto un paio di serate forse. Sì, e basta. Vicino al Popcorn, che non esiste più da 1 milione di anni, c'era il Sound Blast, Bravo. che era un locale piccolissimo, e un giorno, non so come, Ricky ha deciso di investire in volantinaggio e prevendite, ha speso un sacco di soldi, Sì. non avevamo idea del fatto, ci sono ancora le foto, c'eri anche tu quella sera, ci sono le Ovvio, foto. però non sapevo che avesse speso, anche Madonna, perché alla fine ha eravamo messo- noi che eravamo tipo in 20 di Esatto, questa crew. lui ha messo di tasca sua. E 5 partecipanti. Esatto, un cazzo, non ti ricordi all'epoca? Abbiamo fatto una sbrega di gente, abbiamo fatto 2 serate al Sound Blast. Sì, Due non serate. mi ricordo tutta sta gran gente. Madonna, Ricky ha speso un sacco di soldi per farsi stampare ste prevendite, tantissimi di tasca sua. Una E noi- strega di gente, e cosa teneva 50 persone che il posto. Ho capito, ma c'era gente fuori che non stavano dentro, non ti ricordi? Boh, si vede che Una serata era tipo- ho un'altra era un po' di- misura di tanta gente. Vabbè, grazie. Poi abbiamo conosciuto altri ambienti, altri luoghi, altre. Vabbè, però nel fino- senso, anche solo che fossero venute tipo 100 persone, 150 persone da tutto il Veneto, perché c'era gente che veniva da Vicenza per fare freestyle a Verona. È vero, sì. Senza sì, social, senza niente, solo col passaparola. Era una roba fighissima. In Sì. una città morta musicalmente. Stava nascendo Era tanta Facebook in roba. quel periodo là, effettivamente. Esatto. Non so Infatti neanche se c'è- c'erano ancora gli eventi su Facebook. C'erano le pagine. C'erano le pagine. Già, No, per- mi sa che l'evento no, perché non Gli lo eventi ricordo. non c'erano ancora. Sarebbe curioso saperlo da Ricky Scimmia cosa ne pensa. se si ricorda meglio di noi. Mm. E poi Non so dalle cosa. ceneri di quella è nata la Brain Smokers, che però è stata un'altra roba. Ah, sì? Sì, perché poi l'esperienza Street Style Crew è morta come è nata, quindi nel nulla fondamentalmente. E poi ci siamo guardati e abbiamo detto: ma noi abbiamo veramente bisogno di gente che balla? No. Eravamo il discorso era un po' noi questo. tre, eravate più te e Jet e Caldo Freddo. Caldo freddo. No, Thais è arrivato dopo. Ah, sì? Sì. Allora funziona così, mettiamo in ordine temporale le cose. Abbiamo visto l'esperienza su scala nazionale della Macete. Sì. C'è un salmo che mette insieme non solo rapper ma anche fotografi, videomaker, gente che fa altre cose, quindi mette una crew estesa, un Sì, collettivo sì, vero sì. e proprio. Ok, facciamolo anche noi, capiamo chi di noi qua intorno ha delle competenze, mettiamoci insieme, facciamo una roba figa. Brain Smokers era nata così, infatti all'inizio si chiamava Brain Smokers Click Crew, qualcosa del genere, tutte e due forse. E quindi all'inizio i 6 iniziali eravamo io, te, Jet, Double D, Double D. assolutamente Anche tu sì. c'eri. Anche massa. Ho fatto solo una traccia però che io ricordo. Sì, esatto. Che posso dire che ho spaccato i culi. Hai spaccato. Cazzo. Fermi tutti, c'erano DC, DC, Dio No, DC, chi cavolo è DC? salutiamo Gianmarco Micheletto che ci segue, È vero. È vero. e Ma- Malamove, È vero, cavolo. Sì, ma tutta sta gente. Daniele Pisacane. Lui mi ha soffiato te. Io stavo cercando. E abbiamo ritrovato i collegamenti. No, non è così. Ma eravamo così in tanti. Sì, ma Eravamo 6. abbiamo fatto una traccia che eravamo noi 4 però. Perché aspetta, com'è nata sta roba qui? È nata così, fondamentalmente. Nasce l'idea. Allora, Jet, io, te e Double D ci conoscevamo, perché io e Double D
io avevo già prodotto Double D e insieme eravamo un duo, ci chiamavamo Borderliners. Abbiamo fatto 2013, avevamo fatto Grand Theft Audio, che era il nostro EP. È vero, cazzo. Ok, e facevamo già dei live insieme. Tu e Jet ci conoscevamo, facevamo già roba insieme, andavamo in giro nei live insieme, roba del genere. E poi avevamo bisogno di gente nuova. Abbiamo organizzato con Jet un contest di freestyle a Parco San Giuliano, dove abbiamo partecipato anche noi, abbiamo fatto robe. E c'erano questi due giovani che erano Malamove e DC, che erano straforti. Che cavolo è Malamove? Malamove, Daniele Pisacane, napoletano, non te lo ricordi? Ha bazzicato poco e veniva anche lui a registrare da me, perché poi si è trasferito giù. Ma non so forse se sì, sia- io ero tanto esterno a sta roba qua, probabilmente. Sì, perché all'inizio era un discorso che tu facevi video, montavi, Sì, li prendevi, sì, per sì, cui sì, era sì. quello interessante. Io avevo lo studio Sì. e Infatti io mi ricordo, ho fatto solo la canzone con voi. Jet all'epoca produceva ancora qualcosina, faceva il beatmaker, io producevo ovviamente. E... Gente faceva tanto casino, mi ricordo. Sì, sicuramente. 2015? Anche prima, 2014, poi 2015 abbiamo tirato fuori, se era il 2015 mi pare, abbiamo tirato fuori Braingasm, che è l'unica canzone, Che ci sono anch'io. l'unico pezzo della Brainsmokers dove c'è il bot. E in realtà alla fine il Brainsmokers è diventato un grande ombrello, un cappello dentro cui altra gente faceva cose, la tirava fuori e poi ci metteva il logo, che ci stava in un certo senso, perché poi tipo non so, Double D e Gettone hanno fatto insieme il loro EP Fumus. È vero, cavolo. Io ho prodotto Sì. sicuramente la title track, non mi ricordo se ho il prodotto. figo, Il logo è figo. E poi Otais è arrivato dopo perché avevamo fatto un live a Spinea, Villaggio dei Fiori, boh sì. E quella sera l'avevano invitato, non mi ricordo chi l'aveva conosciuto, forse Jet, l'avevano invitato, è venuto, ha suonato anche lui. E Otais all'epoca era... Otais ha avuto vari prime, non ha avuto un prime solo secondo me. Però all'epoca noi lo guardavamo tipo wow, perché aveva appena fatto un pezzo con Rage Raiden. Ok. E quindi ho detto wow. E l'abbiamo tirato dentro e lui si è preso bene. E poi in realtà è rimasto, cioè siamo rimasti io, lui, Jet e Double D finché ha fatto cose, fondamentalmente. Double D, ci tengo a dirtelo se ci stai guardando in questo momento, sei il più grande spreco del rap veneto, avresti potuto fare qualsiasi cosa. Pensandoci meglio, Qualsiasi cosa. è vero, ragionavamo prima, sì. Cioè Hai una bella voce, vabbè, insomma. ma anche per tipo di scrittura poteva fare quello che voleva e lo faceva bene, e come in tutti i casi di questo tipo. Mi stavi raccontando di Brainsmokers che insomma poi è andata a finire, non ti ricordo com'è finita. Peccato perché era una crew ricca di talenti alla Ma fine. non è mai finita, cioè tuttora Brainsmokers c'è ancora. Il punto è che tutti sono un po' allontanati, abbiamo iniziato a fare live come Brainsmokers, io, Jet e Otais fondamentalmente. L'idea era di portare la nostra roba da singoli, però per farci forza, visto che i nostri nomi singoli non erano molto forti, usare un nome comune. Giusto? E ci stava, ci si organizzava i live, si faceva... Bello pure. Sì, si facevano live, si organizzavano cose, eventi, cioè è il solito l'unione fa la forza, però ormai era solamente la musica. In realtà non abbiamo mai fatto qualcosa insieme, cioè abbiamo fatto quel pezzo là dove c'eri anche tu che era Braingasm, che è ancora No, su YouTube. mi sono messo a scorrere un po' YouTube, ci sono degli altri pezzi comunque. Ci sono degli altri Io pezzi. ci sono solo su Braingasm. Esatto. Andate a sentivi Braingasm. Braingasm. Che modestamente ho fatto una strofa della Madonna, però vabbè. Esatto. Che appunto il cui beat, stavo raccontando prima, il bot è nato in una maniera abbastanza curiosa, perché il bot mi fa oh ma questo beat era una bomba, e gli faccio sì, l'ho fatto durante un allarme bomba, nel senso che io ero in treno, stavo andando dalla Puglia a qua fino a Mestre, insomma stavo facendo Lecce Mestre e il treno è stato bloccato in Molise per l'allarme bomba, che poi non era niente di che. E nel frattempo stavo facendo sto beat che mi è stato ispirato proprio dall'allarme bomba. Ah, pensavo che fosse proprio quello là l'allarme che stai facendo. Forse sì, hanno detto senti che mina che sta tirando. Allarme mina. Blocchiamo tutto. Blocchiamo tutto. E poi com'è proseguita la tua strada quindi? Quindi in realtà le tappe sono state queste. Io di base ho tirato fuori un mixtape con gente conosciuta sui forum, perché una volta esistevano i forum, si frequentava la gente sui forum, nel 2010. Che voleva essere un po' il mio 60 Hz o il mio 950, cioè un producer Quello album. qua è tornato Boba. Nelle retrovie. Voleva essere un po' il mio producer album. Ho fatto tipo una ventina di tracce in cui cantavo solo in due e il resto erano tutti beat miei con gente da tutta Italia.
e ho fatto un EP nel 2011 solista. Da quel momento lì o facevo dei singoli oppure lavoravo roba per altri, perché non vedevo più, cioè nel frattempo avevo sempre le mie band, ho sempre suonato punk, metal, rock alternativo, cose del genere. Però sul rap mi sono interrotto per un bel pezzo. Qualcosina abbiamo fatto, per esempio tu mi hai fatto il video per La mia vita ad 8 bit, anno 2011, era un mio singolo Ok. a tema Sì, tutto quanto che videogiochi, sì, che all'epoca aveva il ritornello in autotune, che nel 2011 l'autotune non è che lo usavano in tanti. Forse usai Melodyne, può essere? No, era proprio autotune. Ah, ok. Sì, quello vero. Melodyne usavo Melodyne per aiutare un po' l'autotune, perché ero molto stonato all'epoca, chiaramente. E basta, poi là ho fatto cose, ho fatto tantissime cose in tantissimi ambiti, ma sicuramente non più solo rap, tranne con Brainsmokers, finché ho ripreso a uscire, con qualcosa abbiamo fatto tranne il tè. Sì, però poi hai avuto un altro progetto, no? Tuo? Ho avuto vari progetti. Se parliamo del mio progetto personale, il Chele, potenzialmente possiamo dire che è nato però più avanti, nel 2018 secondo me. Nel senso che nel 2018 ho tirato fuori 26, che è stato il mio primo singolo, di cui tra l'altro una roba che non rifarò mai più. Ho fatto tutto, ho fatto il video, il montaggio, ho fatto il beat, l'ho registrata, l'ho mixata, mi sono fatto la grafica, mai più. Troppo pesante, troppa roba, troppo difficile. Però Cioè la storia della mia vita, la storia della tua vita a me è bastata una volta sola. Okay. Io sono più per la musica, non mi devo dedicare ad altro. Però quello ha iniziato il Chele, nel senso che lì ho cambiato modo di scrivere, ho cambiato modo di rappare, e è iniziato il nuovo corso delle cose, per cui da lì in poi sono successe altre cose. Poco dopo, in realtà 2 anni dopo, ho conosciuto Alex Moro, che è il mio attuale producer, e da lì abbiamo raccolto un po' il materiale che avevo scritto negli anni. Abbiamo tirato fuori quest'anno il mio primo disco, dopo tantissimi anni di musica, che si chiama Diritto di vuoto, e che vi invito ad andare ad ascoltare. Bellissimo, dice Boba, ma sta parlando di una storia, non del mio disco. E come è andato sto disco? Io non ho più seguito queste dinamiche poi. Sta andando, nel senso che... Ma cosa ha di diverso di dischi che facevi prima? Primo... Cioè l'approccio tuo proprio di fare sì, il disco e tutto il resto? Assolutamente. Allora, primo è il disco che ascolterei. Cioè chi mi conosce lo sa, io ho la regola dei 3 mesi. Cioè tipo, se fra 3 mesi io scrivo una roba, la metto lì, non l'ascolto più. Se fra 3 mesi la riascolto e mi piace ancora, allora funziona. Se no, butto via. E tipo il 95% delle robe che faccio, scrivo, produco, sono così. Quel disco è praticamente quel 5% che ha sopravvissuto alla regola dei 3 mesi, e è proprio il disco che ascolterei. Cioè ho voluto fare una roba che rispecchiasse i miei gusti musicali in primis, senza logiche commerciali o di nessun tipo. Fa ridere parlare di logiche commerciali nel 2025, però è veramente questo. Se per anni ho tentato, con qualche contratto discografico, qualche contatto anche dal punto di vista autorale, a scalare un po' gli ambienti musicali, ho frequentato degli ambienti un po' diversi, diciamo, di certa discografia. Qua ho detto ok, non ho nessun tipo di aspettativa, faccio solo quello che voglio farlo, esattamente come voglio farlo, e così è andata. Quindi è un disco che ha 1000 generi dentro, uniti tutti dal rap, però si passa dal jazz al rock, all'elettronica, al reggae, eccetera eccetera, e è senza filtri, quindi alcune canzoni sono veramente dure, però va bene così, e ha avuto una bella risposta, pur essendo in realtà autoprodotto e autodistribuito. Le persone vengono ai live, i pochi che si riescono a organizzare, se ne parla tanto, questo mi piace tanto, c'è tanto scambio. Nonostante io faccia schifo nei social perché mi pubblicizzo molto poco, sono poco costante eccetera, rimane un nucleo costante di persone che lo ascolta anche a distanza di tempo. Quindi questa è una grande soddisfazione nel piccolo, dire qualcosa è rimasto, anche perché l'avrei fatto anche solo per me, che è esattamente quello che ho fatto. E così, bene. Insomma. Vuoi raccontarci qualche avventura, qualcosa in sti anni, qualcosa che ti va di raccontare? Allora, Mi raccontavi di un live a Chirignago. Madonna. Perché il bot mi fa, dai, cerca di ricordarti qualcosa, e io mi sono ricordato, perché appunto, se adesso è difficile fare live, all'epoca che la gente non ascoltava rap era ancora peggio. E un giorno il botte decide di
organizzare un live. Non so, l'hai organizzato tu? No, quel live che mi dici tu, che adesso Non l'hai organizzato tu, io pensavo ricordavo, no, sì, io ero abbastanza in quel mondo là a quell'epoca e c'era Pensa a te. sto ragazzino che tra l'altro YouTube mi ha appena tolto un video suo per cyberbullismo. Che bulli, che bulli. Come direbbe in una famosa canzone Wob, che bulli. Che bulli. Che bulli. Quindi Pazzesco. non l'avevi organizzato. Però eri no. tu il contatto, ecco. Sì, ero Diciamo. io sicuramente il contatto, però Detto qua. aspetta, sta a far casino, che sa me da smettere con cosa che io devo dire. E insomma era un centro estivo, voi a ca. Era un centro estivo, infatti, siccome che c'era Penzino che faceva rap e roba, volevo organizzare come ultimo giorno del centro estivo questo piccolo live. Era il 2011 e io scopro nel 2025 che eravamo ad un centro estivo. Io non l'ho mai saputa questa cosa, lo scopro oggi. Sono passati 1000 anni. Il botto mi fa: dai, vieni che suoniamo in un centro sportivo, perché effettivamente eravamo tipo, c'era un parchetto, una pista di atletica, erano le qualcosa 4 del di genere. pomeriggio, Le 4 del pomeriggio. sì. Però dici vabbè, pubblico vario. Io mi facevo sempre la palla, dicevo vabbè, suoniamo poco, però quando suoniamo ci sarà un po' di gente che ascolta la nostra roba. Risposta: no, perché non c'era nessuno. Ma comunque... non solo che non ascoltava rap, ma neanche del nostro target di età. Cioè noi eravamo tipo 18-20 anni, Sì, credo, sì, 19. Quanti anni avevo nel 2011? Stavo per farne 19, no, appena fatti 19 mi sa. 20-21. Ecco, diciamo io, te, Jet, altra gente. Penzino. Esatto. E saremo su sto palco pubblico, cioè tutto mi aspettavo tranne che mamme e bambini. Ma giustamente adesso mi dici, con troppi anni di distanza, che era un centro estivo, quindi adesso Sì, ha ora senso. che ricordo sì. Ha Io mi senso. ricordo che facevano, di solito ti davano la bibita al drink, no, quando deve suonare, quello una birra, quello ti davano. Esatto. Là ti davano un panino. Un panino. Io mi ricordo, il panino era di 3 tipi. Vuoi il panino pane e prosciutto, pane e formaggio o pane, formaggio e prosciutto? Tanta roba. Delirio. Tanta roba. Già. Tanta roba, e quindi adesso capisco che abbiamo dovuto sottostare alle Sì, stesse ma ragazzi, regole dei già bambini. che ti chiamavano a suonare era delirio. È pazzesco, infatti, cioè per me. Cioè delle persone che ti chiamavano, guarda, vieni qua a suonare, era la follia. Senza sapere quello che facevi. Perché poi Assolutamente non lo scoprivano a loro danno. Però Sì, scoprivano, sì, però lo sì, è scoprivano. vero, è vero. Ma infatti cioè, la scena bellissima era questa. Cioè, chiaramente noi arriviamo con le nostre canzoni rap da rapper. E i rapper da che mondo è mondo dicono le parolacce, no? Per cui cioè, cosa fai? Non le dici? Saliamo sul palco, il botto doveva portare Pezzo Origins, tra l'altro, io gli facevo le doppie. E la prima strofa è tutta una buaria. Esatto. La prima strofa, diciamo, è colorata, possiamo dire, ok. E cioè io mi ricordo questa cosa, c'era un bambino in prima fila, così, assolutamente nel mood, e la mamma dietro così. Cioè, queste erano le orecchie del bambino, il bambino era così, con le orecchie della mamma. E volevo morire. Da ridere, ma volevo anche morire veramente. Per cui siamo finiti a censurare i testi tossendo nel microfono, e ce n'erano tante all'epoca. No, beh, la birra mi è un po'. È spuntato un puffo, signori, incredibile. Il Siamo puffo. qui perché Woba è Woba. Ma perché sono qui? Spieghiamolo. Sono qui perché il Chele è stata la prima persona che mi ha registrato una canzone Quindi apriamo questo piccolo Un applauso. capitolo. Grazie. fatto con un beat su FL. Certo. L'ho fatto io e non sapevo ancora cos'era la trap, e lui tipo gli ho fatto sentire il beat. Vabbè, ho fatto tutto il giro per arrivare da lui. Poi gli faccio, ma poi lui l'ascolta, oh, ma sono imbriaco. Comunque, Ma quando? Quella volta là o No, adesso. Con la birra a Castello. una birra, cazzo, non sono abituato. Comunque, Non so, ho fatto cin cin perché il Chele che sboccia, il Chele per me è il Chele. Cioè, no. E praticamente cosa è successo? Che ascolta il beat e fa, ma sta roba è trap. E io faccio, che cazzo è la trap? Ma secondo te l'ho detto per dire Spregiativo. no, nel senso per dire è trap, cioè è genere trap, o per dire è trap, bro?
È trap, bro. Però suonava. Allora, non suonava era trap. l'808 vero e proprio della trap. Cioè, non è il suono del basso che sentite tutti. Si chiama 808. Non so se hanno sui tecnicismi, non lo so per chi ci ascolta. Però usavo FL, alcune cose basi di FL. E cercavo di imitare lo stile di Lil Wayne, quella roba lì che mi ascoltava americana. E quindi volevo quella strumentale lì, che in Italia ancora non era sfociata. Però il Kelly mi ha detto che sta roba qua era molto simile, e cioè io gli faccio: che cazzo è la trap? È un genere che in arriverà Italia anche qui. arriverà anche in Italia, capito? Poi è sbucato, Invece è arrivato prima a Santa Maria di Sala, pazzesco. Pensa a te. pensa prima di Charlie Charles Sfera e basta. Solo che ovviamente a Milano le cose si spingono meglio, e se no saremo famosi. Però Sicuramente guarda, gli è venuto in mente qualcosa. sì, ma... Non si può dire. No. vabbè, mi è venuto in mente, hai fatto un discorso alla Monti una volta, mi fa Ma perché mi devi sempre Perché hai fatto come agganciare lui? a loro? Paragonare. perché io ho organizzato Cosa ci dai da bere? Forse è colpa della roba che ci dai da aspetta, bere. cagami. Tra l'altro anche al mattone, no, mi pare fosse una delle ultime feste, no, che il Monti mi fa no, gli faccio al Monti, vieni così fai un po' il vocalist, no? E mi fa: e potrei fare anche delle mie canzoni. Faccio Monti, meglio di no, perché non mi pare il caso, no, quel Dipende. contesto là. Sì, ma già il Monti che fa il vocalist. E lui mi fa: sì, perché parliamo di discorsi scurrili che potrebbero colpire qualcuno di, sì, insomma, che parla di robe che non si deve dire, Un po' no? scorretti, Un po' scorretti. insomma. Io li faccio sicuramente per questo. In realtà era perché voglio dai, come ti fa? Comunque Però sì, diciamo che avevo questo studio, chiamiamolo studio, diciamo che era Big K Studio. il Big K Studio si chiamava all'epoca. Ecco, Lo vedi, descriviamo? lo descriviamo. Come possiamo descriverlo? Ma quello sotto la chiesa? Esatto, allora c'era una chiesa, nel mio quartiere d'origine c'è una chiesa, sotto questa chiesa c'è un auditorium, dietro a questo auditorium, sotto la chiesa, c'è una stanzetta. Ma guarda che in realtà nel backstage di Musica dei Matomi io ho fatto tutta la ripresa. Pensa si a te, veda? quindi si può, Si andate può a recuperarlo, esatto, andate a sì. recuperarlo perché O è importante. magari si mettono C'è questa stanzetta, diciamo, che da altri che utilizzano da 1.000.000 di anni quel posto lì è stata adattata a sala prove in realtà. È ancora attiva? Certo, per chi la usa. Poi, Sempre con il muro così. poi non ne ho idea, non frequento la parrocchia o roba del genere, per cui non lo so. Però Ma quindi ti portavi in la teoria roba sì. e andavi là? Sì, No. sì. Era una sala prove, ci hanno messo una batteria, il parroco dell'epoca. Si può dire com'era l'insonorizzazione? Come tutti quelli che credo abbiano vissuto negli anni dal 2005 in giù, insomma, le sale prove, quindi cartonassi de Vovi, Scatole di uova. le scatole di uova in giro, cioè erano solo scatole di uova anche sul soffitto per tentare di insonorizzare. Non insonorizzava niente in realtà, però Luce soffusa. esatto. Però poi dopo l'esperienza del Book Home Recording Studio ho detto vabbè, proviamo a fare qualcosa anche da solo, mi interessava. Ho preso microfono, cavi, antipop, scheda audio, computer ce l'avevo, insomma ho detto vabbè, andiamo lì. E per anni in realtà era un po' il mio lavoretto in quegli anni, cioè facevo arrivare i giovani rapper della zona o chi voleva fare Ti avevo rap. pagato quella volta. Perciò facciamo i conti dopo. Sì, mi avevi pagato. Sono Sei sempre stato un bravo pagatore. No, sai cosa mi ricordo? La seconda volta io sono venuto con Riva e abbiamo preso una cazzo di multa del bus. Però ne valeva la pena per il Big K Studio. Cioè sì, Quindi sì. ti gara per 5 euro di canzone e 30 euro. Ma di sai multa. quanta 40, gente 50. Ma sai quanta gente è passata per quel posto? È passata gente che adesso è in politica. E io Sì, no? non farò nomi, ma in politica locale c'è gente che è passata da quello studio e faceva il rapper. È passata gente che non c'è più, è passata gente che ha fatto bruttissime fini, ma anche passata gente che ha fatto bellissime fini, quindi Ti volevo chiedere una cosa dopo. vai. No, ma prima mai altre avventure, robe da raccontare? Ora, Quella mi hai scritto qua, quello del mattone di Borderline. quello del mattone. No, il mattone era una roba, collegandoci al discorso di prima, secondo me è una roba interessante, che il mattone, soprattutto le primissime volte, cioè io mi ricordo la serata era strutturata per tipi di persone, cioè cambiava il tipo di musica, cambiava il tipo di persona, Sì. perché tipo questo locale, il mattone, per chi c'è stato, chi l'ha vissuto, hanno fatto svariate cose nel piano di sopra, perché di sotto c'era pizzeria, ristorante. Dovevamo fare questa puntata qua con Woba delle feste, alla fine abbiamo parlato di rimorchi e approcci. Benissimo, ottimo. Vabbè, tutto da copione, insomma. Vabbè,
il botte organizza il Merda Alta e per l'apertura della serata decide, visionario anche qua, perché una volta non si sarebbe mai fatta una roba del genere, di fare il live, musica live. In realtà era nata diversamente. Vabbè, ovviamente questa è la parte mia che mi ricordo. No, lui sa tutto ci sta, perché poi retroscena. l'ho eliminata. È la cosa che facevo, siccome che i live, quando facevi musica tua, non veniva nessuno a ascoltarti, Certo. era molto difficile. Allora cosa che ho fatto? Ho mixato le cose, dov'è che va la gente, dov'è che si muove, va in discoteca, va alle feste. Quindi ho detto, se io faccio l'apertura, no, con un'altra roba. Comunque se uno va all'evento in discoteca, io faccio l'apertura, teoricamente ho il pubblico che aspetta di andare in discoteca. Invece cos'è che succedeva alla fine? L'ho fatto un paio di volte, poi mi sono accorto che la gente aspettava fuori e entrava quando attaccava musica a discoteca. Quindi infatti, è stata un po' in quel caso là ho detto va, fanculo il live. Ci stava a provarci. Non è andata. Alla fine ho detto no, cioè no. Però eravamo uno dei primi esperimenti di fare la band all'inizio, però ci abbiamo provato. e poi fare la dance dopo. Ma infatti, se guardi ancora adesso le foto, ci sono le foto fatte da dietro, si vede io e Double D sul palco, sul palchetto, il vuoto e poi un arco di persone Sì. tipo perplesse che stanno aspettando che questi due idioti se ne Vanno fuori dei vadano coglioni. per iniziare la serata. Però era tanta gente che stavano aspettando, c'è questo vuoto abissale tra di noi. Che indietro Però che siamo. Double D comunque muoveva gente. Cioè, Sì, ma perché aveva tutta la sua quella volta compagnia là, che veniva. sì. Quindi forse metti che una decina i di fiori di persone mira. erano sue, una decina di persone erano là, ma ho sbagliato festa forse, cioè. Sì, no, beh, poi altra gente avevo portato anch'io, però sì, Erano i vostri iniziali. amici che venivano là. alla Esatto, fine. cioè alla fine suoni per gli amici, che gli fai pena fondamentalmente. Sì, è brutto da dire, ma è proprio così. Nonostante fosse musica fighissima, cioè perché alla fine Grand Theft Audio che era uscito quell'anno lì, cioè era tanta roba. No, forse era il 2012. Anche Medrano ha raccontato questo Grand Theft ai suoi Audio è primi uscito live, che effettivamente ascoltavano sua mamma e quei Ma quattro sì. amici che cui rompeva le balle per Ma ascoltare. così era. Così Ho una era. domanda, ma secondo voi c'è poco supporto da parte degli altri o siamo noi che ci siamo sbattuti troppo poco? O, altra opzione, Vai. non abbiamo il periodo storico della nostra, o non abbiamo, Porco Dio, se passò un minuto. o non abbiamo gli strumenti giusti. Non avevamo All'epoca. all'epoca. Vabbè, non era il momento giusto storico, perché effettivamente era tutto da costruire e la gente ascoltava altro. Non c'era supporto perché manca la mentalità. Cioè, in Italia tuttora la gente non va a ascoltare musica originale, ascolta la musica che già conosce. La gente va a ascoltare la musica che sente in radio o che sente su Spotify quando manda in shuffle, su Alexa, cioè voglio dire quelle robe là. E Nessuno va a ascoltarsi l'artista nuovo, a meno che quel tipo di persone. Però il bello di adesso è che secondo me, bello e brutto perché tutti ascoltano tutto e si è un po' appiattita la cosa, ma bello è che quando qualcuno va a cercare va oltre le proprie barriere mentali, ormai vedo. Però rimane poco secondo me la cultura del cercare qualcosa di cosa nuovo. vuol dire sta roba qua ultima che hai detto? Non mi ha capito. Nel senso che una volta trovavi quello che ti veniva ad ascoltare perché era fan del rap, ascoltava rap e tu facevi rap, punto. Adesso faccio l'esempio anche del mio ultimo disco. È chiaro che il mio ultimo disco ogni tanto strizza un po' l'occhio ad altri generi in modo da essere più orecchiabile, però rimane un disco rap. Cioè il mio ascoltatore medio in questo momento non è il rapper o la gente che ascolta rap, è gente che ascolta anche il rap ma lo ascolta in artisti che non ce l'hanno come genere primario, cioè gente che ascolta quel cantautorato indie che usa un po' il rap come strumento ma che non è sicuramente rap in senso hip hop. Posso dirti che non sono d'accordo e mi attacco un'altra roba Assolutamente. che forse te no, te non ci facevi tanto caso, però soprattutto nell'ambiente rap di quegli anni là c'era un'invidia fortissima e una sorta di guerra tra poveri. Madonna, sì. E che quindi anche là tu mi dici che se io facevo rap venivano ad ascoltarmi i rapper. Ti dico di no, perché in realtà se io ho 10 mongoli che mi ascoltano e io vengo anch'io, ne faccio 11
Quindi dici sto qua spacca più di me perché ha più pubblico. No, devo affossarlo. No, infatti io dicevo il rapper nel senso quello che aveva l'attitudine da rapper, cioè alla fine ti veniva ad ascoltare la gente che un po' viveva il rap, non Cioè, il rapper. io di mi per sé. ricordo che poi anche là ho cambiato totalmente, vabbè, che magari parlo di un mio occhio, e quando buttavamo fuori i videoclip nostri su YouTube eravamo là a lottare, tipo io faccio 1000 views, chi ne faceva 500, chi 2000, se già uno ne faceva 3000 vuol dire che era tanta roba. Sì, anche perché all'epoca non potevi pagare. per Quando questa roba ho qui. buttato fuori Iron senza neanche sponsorizzarlo o fare niente, cresceva di 10.000 views alla settimana senza Ma capire. sì, ma per forza. E quindi ho capito che là era tutto un chi spamma di più ha quella visita in più alla fine, eravamo tutti quanti là. Chiaro. Quindi- E quindi alla fine sì, non è cambiato niente. Guarda, mi stavi chiedendo però di qualche altra cosa. Io ricordo con molto affetto e con un po' di ironia come mi hai introdotto tu al trash, perché ok, perché io da musicista serio quale ritenevo di essere, ok? Avevo una certa etica professionale, quindi devo fare dei testi di un certo tipo, devo parlare di alcune cose, devo lavorare in un certo modo. Per fortuna sono uscito tanto dalla mia zona di comfort e il botte mi ha aiutato tanto in questo. Ho avuto una parentesi trash non esplicita, però c'è stata. E a parte aver mixato Trash Supreme, Pazzesco. che è stata Non mi ricordavo. follia, cioè il botte mi mandava tipo le frasette da 2 secondi. Tutte, cioè vabbè, Ti è stata ricordi come hai mixato Alex X? il delirio. Vabbè, ma erano a tempo almeno. O dovevi mettere. Sì, no, Sì, per sì, fortuna sì, ha fatto sì. lui il lavoro di Ok. mettere tutto a tempo, ma se no veramente, quella è stata follia. No, ma in realtà tu mi hai messo in contatto con niente po' di meno che Truce Baldazzi. E qua veramente apriamo una parentesi sul LOL rap. Ma va. Non ti ricordi sta roba? Mi ricordo che mi scrivevo con lui, però non ero sicuro che fosse veramente lui, ma era un fake. Bot. Ed era veramente lui, Truce Baldazzi. Ah, hai fatto il remix? No, No? Truce Baldazzi che era esploso con Vendetta Vera, non finirò in galera. Vendetta Vera con la mia ex ragazza si chiamava, che erano i due. Tu c'è Baclazzi. Esatto. E era nel suo pieno del LOL rap, perché c'era Bello Figo che all'epoca si chiamava, come si chiamava? Gucci Boy. Gucci Boy, esatto, che stava esplodendo. C'era Truce Baldazzi e c'erano altri. E Truce Baldazzi mi scrive tramite lui che gli ha dato il mio contatto perché aveva bisogno di beat. E a quel punto io ho detto cosa faccio? Sfrutto il fenomeno trash ma io sì. oppure no? Ma in realtà no, cioè nel senso ho detto vabbè facciamolo. Ci ho parlato, mi è stato molto simpatico e no veramente nel senso che cioè, capivo un po' il dramma, non ironicamente. Quindi ho detto vabbè dai tanto cioè, fare beat mi piace, facciamo qualcosa e quindi gli faccio beh cosa posso fare per te? Devi farmi un beat negativo. Non ridere, è negativo. So, è vero perché lui faceva, era tutto negativo. Era negativo, era la parola d'ordine. Hashtag. Aspetta, faccio un beat molto negativo. Glielo mando. Sai che forse mi sto ricordando. Glielo mando e mi fa cavolo, sai che questo beat Spacca. è negativo. Grazie. Non pensavo potesse esistere un beat negativo. Grazie. Grazie a te mi sono accorto che esiste. Grazie del feedback. E non è facile fare una roba che ti chiede. Ed è uscita la canzone che poi ha rimosso da YouTube. No. Io devo ritrovarla da qualche parte, Come ti il giuro. titolo? N.E.G. No. Negativo, Ah, tutto quindi- puntato. Un acronimo che non voleva dire niente, era solo N.E.G. Gli ho detto, ma che cosa vuol dire? No, ma negativo. Giusto? Ma N.E cosa vuol dire? Negativo. È che all'epoca tutti i rapper facevano i titoli con gli acronimi. È uscito un pezzo veramente negativo. Però quello è stato bellissimo. Poi mi ha scritto negli anni, anche fino a qualche anno fa, in realtà ogni tanto mi scrive per consigli, cose del genere. E poi avevo fatto una produzione. Ti ricordi quando Alex aveva fatto fare il pezzo tra. Forse Alex non vuole che io dica questa cosa. Tra Pigni E Rosario. e Rosario Muniz. Cioè, l'ho ricaricato io. ce Alla lo so. faccia sua, voi a caso. Hai ricaricato il pezzo? No, più che altro tanti. Beh, i pezzi di Pigni non so perché sono proprio bannati. Difatti, ho ricaricato Spogliarello e hanno levato l'audio. Ecco, anche quella lo dico sottovoce, anche quella produzione era mia. Ma Ma quindi- va, se era un beat americano, sai. Alex mi ha chiesto una produzione
per Pigni, e io credo che, che fosse proprio quella, non ho voluto essere accreditato da quella nessuna con parte. Rosario Muniz può essere, Sì, sì, come sì. con Rosario sì, Muniz, sì, dico, sì, sì. Non ho voluto essere accreditato perché Pensati. il troppo era troppo, però Ma pensati, però Come a me che aveva fatto veramente tantissimi stream, cioè tantissime view all'epoca. che Rosario Muniz e tanta Tirava. roba in quel periodo là, Sì, un po' vabbè. di pre. Guarda, era eccessivo, era chiaramente eccessivo. Però vabbè, insomma, queste sono comunque dei ricordi di cose che sono successe tra le mille cose. Cioè, e nello stesso periodo io andavo a casa di Mogol. Cioè, capito? Era il periodo in cui ho partecipato al Tour Music Fest come autore. Ho mandato un testo, sono arrivato fino alla fine, Mogol mi ha scelto, sono andato a casa di Mogol a scrivere, a fare cose. Quindi da un lato facevo robe qui e dall'altra parte facevo negativo. Pazzesco, bellissimo. Io cioè, ti vorrei non chiedere capiterà mai l'ultima- più questa cosa nella Ti vita. volevo Ci chiedere sta. l'ultima roba, anche perché mi sa che fra poco devi andare. Io non so se vuoi parlare di progetti futuri. Allora, progetti futuri. Continuare sicuramente il mio progetto attuale, il Chele, quindi finire di spingere Diritto di Vuoto, che mi invito veramente ad andare ad ascoltare, se avete piacere scrivermi cosa ne pensate. Lo stiamo portando in live, ci siamo un attimo fermati ma adesso lo riprendiamo. Io in live lo porto con una band, tra l'altro, perché non mi sono mai voluto privare di band, quindi abbiamo una band da 5 componenti, compreso me, se siamo in formazione completa. Se no, Batteria, chitarra. abbiamo batteria, chitarra, basso, tastiera, e ovviamente delle basi, Tanta e roba. io che suono anche l'altra chitarra eventualmente. Wow. Le pare suonare la chitarra interessante. Se no andiamo a giro anche con andremo in giro adesso con una formazione ridotta in acustico, perché faremo anche la versione acustica per beccare magari le situazioni un po' più piccoline a livello live. E siamo già tornati in studio io e Alex per mettere insieme dei pezzi del materiale nuovo per un eventuale nuovo disco, perché io ho detto vabbè, faccio un disco poi mi fermo, in realtà ce n'è, per cui perché no, però è ancora tutto da delineare. E nel frattempo, ormai dal Covid in poi, ho messo su un mio side project, si chiama Mana Confluence ed è esclusivamente drum and bass. Per adesso sono fuori solo 2 pezzi, tra l'altro più jungle che drum and bass moderna, diciamo, però sto producendo anche là da quel punto di vista, e per il resto se ci sono delle situazioni in cui fare dei piccoli set drum and bass lo si fa. Ma produci proprio drum and bass? Produco drum and bass, assolutamente. 2 pezzi che sono fuori sono più jungle, appunto. Però adesso sto cercando di fare della drum and bass più verso magari un po' più complessa, tipo neurofunk, dark, cose del genere, insomma. Però è una roba che faccio a tempo perso, insomma, solo perché mi diverte proprio produrre drum and bass, perché è un mondo veramente bellissimo. Mi piace ascoltarla, ma mi piace produrla. E mi piace spippolare con le console. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi al canale, spolliciate, se no il Chele Faccio un pezzo negativo. Esatto, con tutti i puntini. Ci vediamo alla prossima puntata. Uomo, vuoi dire qualcosa? Martellare. Una roba importante, visto che stavamo parlando, non abbiamo più chiuso il discorso. Come ci siamo conosciuti? Sì, è vero che ci siamo conosciuti su MySpace, però in che modo? Il bot aveva tirato fuori un annuncio, non lo so, era... Vabbè, aveva lanciato, non so se fosse un contest o un annuncio, però sicuramente aveva scritto... Dopo lo dettaglio io sta Vai, questa è la mia versione. Vai. Cercasi remixer per un pezzo di rapper, io mi ricordo, un pezzo di un rapper della zona del... E io leggo sta cosa qui, stavo già facendo il mio mixtape comprensivo delle 20 persone in giro per l'Italia che avevo un po' contattato all'epoca. Faccio, ma sai che, visto che non ho tanti contatti nella mia zona, questo qua è anche vicino, potrebbe essere interessante. In più, se fa una roba del genere, cioè questo qua deve essere uno piazzato, cioè è uno che ha i contatti, ma sicuramente sarà già sotto etichetta, avrà fatto cose, è già uscito con delle robe. Poi sono andato a vedermi le 2 informazioni che avevo visto, che aveva già fuori un disco già fuori prima, ho detto tanta roba, quindi ho detto assolutamente mi propongo, speriamo che mi noti. E mi ha notato, perché forse se sono l'unico è difficile non essere notato. No, non era vero, in realtà eravate in 2-3 che tu mi fai, ma era un contest. Ah sì, non avevo capito all'inizio fosse un contest, mi sembrava un annuncio, però ho detto vabbè, vediamo. Sì, era un contest, effettivamente hai fatto una strumentale che andava, che era figa. Dai, a me piace ancora adesso, Sì, ma sai perché avevo chiesto per quel pezzo là, l'avevo fatto con Mirza, che aveva trovato una base americana, Sì. io stavo facendo mutazione. Sì.
e tutte le basi erano autoprodotte, era voluto mettere la traccia che era americana, ho detto ci sarebbe un remix e quindi ho messo la tua strumentale, Esatto, insomma. perché all'epoca c'era questa sezione di fiati bellissima, secondo me, sul beat originale, e io l'ho ricreata, non riuscivo neanche a campionarla, perché non sapevo dove prenderla, perché era piena di voci, di roba, eccetera. Cosa che sezioni di fiati, scusa? C'erano credo fossero delle trombe, dei sax, e dei tromboni tutti insieme, che facevano tanana, 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 tipo così. E io l'ho ricreata quella roba lì e sono partito da lì per fare un remix meno elettronico, un po' più pestato, più bomb up, però secondo me funzionava. A me è piaciuto un sacco fare quel beat, a te è piaciuto? Sì, E assolutamente. da lì è iniziata la cosa. Per cui Che poi tra l'altro mi sa che hai fatto l'ultimo pezzo di quel disco là, che è Nuova Era. Esatto, perché poi quando siamo andati a registrare da Albo, anche io dovevo andare a registrare le mie cose da Albo, abbiamo registrato Nuova Era, che era l'ultimo pezzo, e che anche lì ho fatto smadonnare Albo perché gli ho chiesto delle cose che probabilmente per l'epoca erano anche tecnicamente difficili. Cioè io volevo che quello che faceva il beat sul ritornello, Hai fatto anche il grow dopo. esatto, siccome io volevo cantarlo e l'ho cantato, quello che faceva anche il beat, però io volevo che un coro di persone cantasse la stessa cosa, ma non avevamo un coro di persone che facesse questa roba qua. Quindi io gli ho detto ad Albo, è possibile, io ti trovo un coro tipo da stadio, ma neutro, cioè solo e basta, tu riesci a intonarmelo e a farlo cantare quello che canto io? Ci provo, e qualcosa ci ha provato, in realtà sotto si sente solo il coro da stadio, ha fatto del suo meglio sicuramente. Se lo chiedessimo oggi nel 2025 a chiunque sarebbe molto facile farlo, ma all'epoca era una richiesta. Lo fai, lo suoni con le note? Lo puoi suonare, lo puoi inserire in un vocoder, lo suoni, lo fai col Sì, vocoder. effettivamente sono stato in studio da lui dopo tanto e ci sono di quei programmi adesso Ma sì. assurdi. Ma sì. Ormai c'è anche la I che lavora con Sì, te. sì, esatto, sì, cioè, sì. per Cioè forza. io ho fatto un pezzo che sarà già uscito quando uscirà sta puntata qua, fatto con la mia voce, tutto con la I. Devastante. Una roba... Come cazzo la vedete sta cosa? Poi è Giuda. Ci sentiamo. Esatto. Siamo in un... Secondo me siamo Avevo già in chiesto un'era- a Go, solito lui se ne sbatte la mia. Cioè alla fine comunque deve esserci comunque la persona a trasmetterti delle emozioni. Chiaramente sì, la senti quando non è AI, adesso come adesso. Speriamo che si ferma. Cioè, a me piace la I perché può essere utile in tantissime cose, però dal punto di vista artistico spero che si fermi qua con le skills, perché sennò dopo è veramente difficile. No, sicuramente non si fermerà qua, però bisogna vedere uno fino a dove può interessare, può essere interessante. Ok, ma dopo non Esatto. distingui più. Andrà a finire così. Non so, ho visto dei video in cui a dei jazzisti facevano sentire musica fatta da AI, jazz fatto da AI e jazz fatto da jazzisti, che a un orecchio non esperto era inconfondibile, cioè non riuscivano a distinguere, indistinguibile, ecco. E lui riconosceva al primo colpo quello fatto da umani, e tra l'altro gli hanno fatto sentire inconsapevolmente roba che aveva suonato lui stesso milioni di anni prima. Non lo so, io non la userei, il mio chitarrista in questo momento sforna canzoni, tipo 10 canzoni al giorno su testi che scrive lui, su tematiche assurde, e si diverte così, me le manda, le ascolto e ok. Ho visto una roba di Fibra, però non so se avete visto, non si parla di un podcast avversario, di un altro podcast, no, Tintoria. Sì, l'ho visto. Nella puntata di Fibra ha detto una cosa importante, ha detto il mio producer ha iniziato adesso a mandarmi le preview dei pezzi Già con la sua canzone. di come lui si immagina, esatto, che suonerà la sua voce con la I che canta con la voce, quindi Fibra ascolta un suo futuro pezzo già con la sua voce senza che lui l'abbia mai né registrato né altro, e lui si è ritrovato in registrazione a cercare di fare come esatto la sua versione AI stava facendo. Forse questa è la cosa che. E a un certo punto gli ha detto basta, cioè gli ha detto non esiste sta roba qua, cioè sto cercando di adattarmi a una AI che sta imitando me stesso. Ma è questo. Sto diventando il clone di me stesso. Io penso che sia. Cioè, Io follia. penso e spero che sia questa Dai. la chiave che divide il. Ah, ok, no. Era per farti stare zitto. No, ma già Basta. un musato. No, che secondo me è l'unica cosa che distingue è appunto sta cosa qua, il pathos e cioè il percepire veramente se è un umano o meno appunto da queste sfumature qua, cioè perché la IA è troppo inquadrata fa le cose troppo perfette, ecco. Cioè una cosa bella è l'imperfezione dell'umano.
Giusto. La chiave è l'imperfezione, cioè il modo per distinguere AI al coso è l'imperfezione. Poi dopo se l'AI impara a essere imperfetta come noi, lì siamo inculati. Allora, imperfetto, tanto a me non lo dici. Ma è quello il bello. Imperfetto come noi, io mi dissocio da queste cose. Esatto. E noi ci vediamo alla porco di... Spingere l'hip hop come ha fatto il Chele. Facciamo questa suoneria qua. Hey! Hey! Adesso le rispondevo però. Porco! Vabbè. Ho messo giù. E ci vediamo. Perché mi ricordo di fare La prossima puntata dal botte. Ciao. Ciao. Bella. Per me tutti faccio una storiella. Vai, cosa devo fare? Ma niente tanto ci. Ma niente tanto ci. Ma niente tanto ci.